Il Museo di Santa Caterina a Treviso, l'Auditorium del Centro Candiali di Mestre e la splendida cornice del Teatro La Fenice di Venezia sono i palcoscenici che accoglieranno i musicisti protagonisti della 21esima edizione del Festival chitarristico delle due città. Unico in Italia per le sue peculiarità, l'appuntamento musicale vedrà esibirsi artisti che con le loro composizioni rinnovano le rispettive tradizioni culturali dei paesi d'appartenenza, quello che viene chiamato New Classic World. Degli artisti che hanno caratterizzato attraverso la loro carriera di musicisti classici un'identità diversa legata alle proprie radici, quindi per esempio il fado portoghese, la musica spagnola, il latin jazz, il tango e così via. Dopo 16 anni vissuti tra Treviso e Roma, nel 2019 la svolta con l'asse Treviso-Venezia. Teniamo molto a un allargamento metropolitano tra la città di Treviso e quella di Mestre e naturalmente Venezia, che determina in qualche maniera un allargamento anche culturale. Il festival inizierà a Treviso il 22 settembre per poi proseguire fino al 3 ottobre nel Veneziano, dando così una continuità dopo 21 anni ad una kermesse chitarristica tra le più importanti al mondo. Una scommessa vinta 21 anni fa da parte dell'amministrazione, ma soprattutto da parte di chi decise di voler caratterizzare Treviso sotto il profilo musicale, sotto il profilo della musica classica e della musica della chitarra.